dopo lì la data in basso. Primo qua per Domenicino. Ah, c'era la macella. Ah, tutti i cappi loro là. È il gruppo che presenti te? Io il Zoccar di Sappada. Coro Palio di Gero Branco. Associazione Culturale Coro delle Fontanelle. Possagnot da Possagno. Gruppo folcloristico Trevigiano. E il Paiar Bovolone. Come mai questa qua ha tanti applausi? Non lo capisco mica, comunque non importa, dopo capirò. De Grizzigar Roana. Montempoli e simpatica compagnia Bottrighe. Tanti applausi ma non mi piace mica, so io. Mercanti Dogali Montebelluna. Gruppo Ricaber a Quaro Terme. I Campagnoli di Rosegaferro. Gruppo Folk Valbioi Spelluno. E il Sonantini di Città di Padova, Mario Bernardi, presidente nonché maestro. Signori, buongiorno a tutti. Benissimo, allora a questo punto le nostre vallette, perché su ogni cosa che si presenta abbiamo le vallette. Ma che belline! Allora vi presento il nostro presidente della Venetania, il signor Paolo Vidotto. Devi dire qualcosa? Beh, un saluto a tutti e ai gruppi presenti, ma anche agli altri gruppi, e ce ne sono 9 che non hanno potuto venire. Qualcuno è in Olanda, qualcuno aveva qualche altro impegno, qualcuno non poteva mandare una delegazione. Però al momento siamo già in 22 gruppi e continueremo anche ad aumentarne ancora di più. Volevo fare un ulteriore ringraziamento a nome del gruppo folcloristico di Treviso, ma anche della Pastoria del Borgofuro e del Coro veramente di cuore da parte del gruppo Coro Folcloristico Palio di Gero Branco. A questo bel raduno. Ed è stata un'esperienza veramente emozionante. Speriamo di rivederci anche il prossimo anno. Ci ha consentito di trovarci tutti assieme anche quest'anno per questa magnifica giornata. Grazie a tutti. Sì, niente, un ricordo che ho. A Treviso, dopo guerra, su una zona della città, da Porta San Tommaso a Porta Piave, ha fatto una mostra, mostra campionaria. E mi ricordo che una sera, se venuto i rusantini, era la prima volta che li vedevo. E si esibito proprio sopra a Porta Piave, dove che adesso, dal 2 di maggio, abbiamo un piccolo monumento del nostro passaggio dei 40 anni che i tosati possa capire una volta i lavori della campagna e quanto che questo raduno era la quinta edizione, festeggiavamo il nostro 25esimo anniversario di vita e abbiamo ceduto volentieri il testimone. La manifestazione di oggi è riuscitissima e faccio i miei auguri a chi raccoglierà il prossimo testimone per il 7° raduno. Auguri per aver ospitato quest'anno il 6° raduno dei gruppi folcloristici. Noi è il primo anno che veniamo e sicuramente torneremo anche l'anno prossimo, dove verrà fatto. Un saluto in cimbro, Barzegansich. È sempre bello trovarsi insieme, forse ci vorrebbe più tempo per stare a tavola e divertirsi di più per il dopo pranzo. Comunque la festa inizia in questo momento. Il prossimo anno, a quanto sembra, saremo in provincia di Rovigo, sarete da noi, probabilmente ad Adria. Se non va bene ad Adria c'è già il comune di Rosolina pronto a candidarsi quale secondo comune lì ad accettarci. Grazie ancora. Allora un grazie anche da tutto il gruppo di Mercanti Dogali. È sempre un momento di felicità e di promozione del folklore, perché è sempre bello ricordare le tradizioni, quindi benvengono queste manifestazioni di ritrovo e di anche
prossimo incontro. Bel tempo, perché ogni volta che ci troviamo in questa, mi pare sia la terza domenica di maggio, sempre troviamo bel tempo. Quarta domenica mi dicono, però sempre bel tempo. Grazie ancora. I campagnoli naturalmente sono orgogliosissimi di essere qua. Penso che oggi abbiamo visto che il folklore è uguale amicizia, perché tra le vie della città al ristorante dopo il pranzo abbiamo cantato e festeggiato insieme, ci siamo scambiati tante belle informazioni, tante belle cante. Io colgo questa occasione per dire che non l'anno prossimo, ma nel 2012 noi facciamo il 40° e faremo in modo di portare questa manifestazione da noi a Villafranca di Verona o in un paese vicino. Grazie ancora di questa bellissima esperienza e complimenti. Anche dal gruppo Folk Val Viois vi ringrazio per l'ospitalità e per la generosità e mi auguro che quando sarà il nostro turno di poter ricambiare degnamente tutto quello che avete fatto per noi. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, io sono Beatrice del gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo di Treviso. Ora, non sono il presidente, però ero l'unica rimasta qua a stare attenta agli strumenti. Sono servita anche per un ruolo migliore, quindi ringrazio i Rusantini per l'ospitalità, ringrazio il pubblico di questo pomeriggio e arrivederci al prossimo anno. Qua ti ringrazio, va bene, scusa, e dato che sei forse anche la più giovane, meriti un bel bacio, guarda, te lo do.